Una domenica in bicicletta all'insegna di Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926, con un percorso che ha unito la casa natale della grande scrittrice nuorese con Galtellì e i luoghi degli indiani, teatro di Canne al Vento, con la casa delle Dame Pintor. È stata questa l'idea che ha avuto l'associazione Amici in Bici di Nuoro, presieduta da Gianni Angioi, che ieri mattina ha promosso una pedalata all'insegna dello sport, della cultura e dell'ambiente, intitolata Pedalando tra storia e cultura. All'evento hanno preso parte una cinquantina di cicloamatori, un gruppo dei quali è arrivato da Siniscola, che si è unito lungo il percorso, che ha visto i ciclisti affrontare la vecchia strada per Galtellì, immersa nella natura e che regala panorami unici. I partecipanti alla pedalata si sono dati appuntamento ieri mattina davanti alla casa museo di Grazia Deledda, curata dall'ISRE, una visita guidata che ha rievocato la vita e le opere della scrittrice nuorese, una full immersion nel quotidiano del premio Nobel per la letteratura che incuriosisce sempre. Poi tutti in sella alla bici per la tappa di 33 km percorsa senza fretta, in gruppo, senza la necessità di forzare o di primeggiare, ma con lo spirito di chi vuole godersi una bella giornata di sole. Quindi l'arrivo a Galtellì, la visita al borgo autentico e ai luoghi deleddiani che l'amministrazione comunale sta valorizzando a fini turistici e culturali. Una prima uscita all'insegna della cultura per l'associazione Amici in Bici, nata dall'idea di alcuni appassionati per coniugare l'amore per la bicicletta con l'ambiente, la cultura e il turismo, ma che vuole anche essere un elemento, sottolinea il presidente Angioi, per promuovere sempre più l'uso della bici anche in città e sensibilizzare l'opinione pubblica ad un maggior rispetto in termini di sicurezza verso coloro che usano la bici per sport, per passione o per lavoro.